Confermato Luca Zaia, cosa chiede il governatore? Più impegno sulla sanità, tagli mirati, non diffusi così. Non sapevamo cosa che ne ha bisogno ormai i veneti. Aiutare le famiglie bisognose, prima di tutto, e dopo gli altri. Prima ci siamo noi, cittadini, e dopo gli altri. Che il Veneto vada bene, che ci sia giustizia e che tutte le cose vadano bene, ecco, che tutti i settori della vita, non solo un solo settore. Che continui così. Sì, finora mi sembra che le cose siano andate bene, per cui che continui così. Chiedo serenità, chiedo spazio ai giovani, chiedo spazio alle famiglie, questo. Un po' di pulizia, in generale, cioè un po' meno scandali. Di continuare a controllarci e vedere come siamo combinati male con chi entra e chi esce. Proprio io ho un problema lì che mi rompono sempre la grati, infatti volevo andare a prendere un appuntamento. La salute, i cittadini padovani in primo piano, la casa per chi ne ha bisogno. Sappiamo di questa crisi degli sbarchi ecco, e così via, e quindi sotto il profilo umanitario niente da dire, però siamo sempre meno sicuri.